Bella raga, ciao a tutti, del Comendone, veneziano, Sampdoria, Göteborg, siamo in un Ferraris che non è proprio il Ferraris, ma va bene, sempre meglio che giocare a USA 94, seconda giornata del gironcino di UEFA Champions League, solo la prima passa era in finale contro l'altra del girone B. Abbiamo 2 punti perché all'epoca erano 2 punti a partita, tensione alle stelle, si gode, si gode, si gode, vai! Sampdoria vs Göteborg. Dai raga, con classe, con dignità e con amore. Tante big sono uscite subito, incredibilmente. Ciao, ok. No, cagatissimo, mamma mia. Dopo 3 minuti segna il Göteborg. Incredibile, incredibile. Pagliuca si incazza. Ma purtroppo il Göteborg va in vantaggio. Dopo 3 minuti e 52. Beffa atrocissima. Calma ragazzi. Attilio, il nostro idolo. Lombardo per Mannini. Provo subito a metterla in mezzo, ma bruttissimo. Cross indegno. Non me l'aspettavo sto inizio. Vialli, Gianlucaccio per Robertaccio. Forse potevo fare una scelta diversa. Va bene, dai, va bene, va bene. Calma. Abbiamo tutto il tempo per recuperare qui in casa. Attenzione, Vialli. Bonetti sbaglia. Catarez. Mamma che bel tiro. Peccato. Undicesimo. Samp 0, Göteborg 1. Attenzione, il Göteborg comunque è una squadra rognosa, Occhio, bravissimo. Bellissimo per Vialli, ma non ci arriva. Occhio, contropiede brutto. Mamma mia. Graziati. Vialli, bravo Vialli per Cereso. Cereso, vedi Attilio. Vola Attilio, vola. Lombardo. La mette in mezzo. Vialli! The Punisher! Vialli colpisce, incredibile! Incredibile ragazzi! Ma possiamo vedere un replay? No, purtroppo no. Ah sì, ok. E camera. Vabbè, non importa, comunque grandissimo gol su cross di Lombardo. Vialli punisce. Attenzione, no, non prendiamolo subito che siamo proprio di pipponi. Occhio. Bravi fiori. Finisce la prima frazione, mamma mia, il cross di Lombardo perfetto e il tiro di testa micidiale di Vialli. Ci portano al riposo sul risultato di 1-1. Che rischio, che rischio. Göteborg che comunque ha preso anche un palo, 71esimo, raga. Non ne veniamo fuori da sta partita. Proviamoci. Vialli, niente. E fallo, dai.
75esimo. Eriksson in curva. Pagliuca. Lanna. Cerezo. Ancora un passaggio errato. Questa è bruttina. Aia. Bravo ancora Gianlucaccio. Göteborg che merita la vittoria comunque rispetto a noi. Niente, non riusciamo a venirne fuori. Aia. Bravi, meno male che sono pipponi, però ancora le regaliamo continuamente, però no, rigore, gli ho regalato il rigore. Che brutto. Attenzione Pagliuca contro Elkstrom. Gol. Purtroppo ce ne vuole. Rigore anche regalato comunque. Anche un pareggio poteva andare bene tutti all'attacco. Bonetti. Mancini, niente da fare. Sconfitte pesanti. Però mancano ancora 4. Occhio Fioi. Sono tutti in avanti ovviamente. 3 minuti, che palle, oh. Sconfitta in casa che non mi aspettavo. Però mi sta nervosendo perché non riesco a prendere palla, cioè. Bravissimo, ma recupera ancora sto schifo. Attenzione il mancio. Mancini se ne va. Mancini non lo ferma nessuno. Vialli. Tutti in attacco. Finisce qua purtroppo. Fancuore. Peccato. Siamo al terzo match, siamo tutte a 2 punti, quindi non semplice, raga, non semplice. Non ci voleva una sconfitta clamorosa in casa. Göteborg buona squadra, ma tutti a 2, tutti uguali. Dai Fio. Cos'è il Vincent Van Stock? Cos'è? Sì, la pronuncia un po' così comunque. Sta diluviando qui in Belgio. Si è reso. Mancini. Non ci voglio credere, sta diluviando, ragazzi. Tutti e 2 punti, raga. Dopo 2 match. Attenzione. Niente. Occhio Beppe. Dai. Vai Vialli. Mamma mia, quando Vialli fa ste cose, però è gasantissimo. Gianlucaccio, 1-0. Gollazzo di Vialli. Adesso concentration, please. Concentration massimale. Roba nostra. Lanna. Occhio. Mamma mia. Graziati. Siamo che fortunati. Palla veramente valentissima. Che azione però Pietro Vierkovud. Attenzione, non ci credo. Vierkovud.
Partitona però qui. Dossena. No, guarda che buco. Aia, aia. Brutto. Mamma mia, ma cosa ha sbagliato sto qua? Errore imperdonabile, a mio modesto parere. Sofferenze atroci, sofferenze atroci. Ancora Pagliuca. Un portiere, un Pagliuca che è devastante, però questi qua si mangiano anche dei gol fatti, però Mancini. Bello per Bonetti. Niente. Bravi. Si è reso. Vuole colpire. No. Mancini. Mancini. Ma che cos'è, madonna? La ciabattata di Mancio. Non la posso vedere. Una ciabattata così di un campione del genere. Resti qua. Mamma mia, c'è Pagliuca. Il Maradona dei portieri. Incredibile. La porta sguarnita anche. Mancini, Mancini. No, che pirlotto. 88esimo, la stiamo portando a casa. Cominciamo fuori casa, incredibile. Manca un minuto più recupero. Buono. Vediamo che la differenza reti è importantissima. Guarda che buco qua. La difesa comunque da rivedere. Gol. Gol dell'Anderlecht. A causa delle distanze dell'Anderlecht. Non ci voleva neanche per la differenza reti. Vabbè, stiamo zitti perché è meglio. Raga, quarto match con la Stella Rossa, che siamo a 4 punti. Sampdoria 4, Stella Rossa 4, resto 2. Anderlecht e Göteborg a 2. Quindi ce la giochiamo. Stella Rossa e Sampdoria si giocano al primo posto del girone, secondo me. Sono le squadre più forti, però bisogna cominciare a fare punti anche in casa. Eccole qua. Vai. Andiamo a prenderci i 2 punti, anzi, i 2 point. E subito Lombardo. Guarda come pressa. Buono. E qua chi può esserci se non Vialli? Mamma mia, stava sgusciando, peccato. Qua ci giochiamo veramente il primato, Faccio rimessa, manco male. Si è reso. È nostra, è roba nostra. Si è reso. Ho sbagliato il colpo qua.
brutto errore qua. Occhio. Katanez. Sveglia però. Un ottimo tackle. Dossena dai, Fioi fuori gioco. Sì. Guarda che dura registrare. Di notte Fioi sotto occhi. Mamma mia. Come concentrazione, Galli. Cereso. Oh, che orribilante cosa. Si sblocca il risultato. Il pareggio può andare anche bene però. Ecco, no, non stai zitto, come stai zitto. Troppo sofferenza. Ottantunesimo. Vialli per Mancini. 83esimo. Bancio. Miseria. Sorriso. Ah, Sorriso un po' di fortuna. Niente. Bravo. No, Darko. Ti prego, mangiatela, Darko, mangiatela. Ci è andato bene. Mancini. Mancio per Vialli, mamma che buco qua della Samp, ci riprova, bellissimo passaggio. Non ne fa, incredibile come l'ha presa, no? Intervento di Radinovic alla Baresi. Un pareggio che... No, adesso se perdiamo è finita. All'ultimo secondo. Bravi ragazzi. Adesso è dura. Il pareggio andava benissimo. Adesso scappa via la stella rossa. Sul cazzo. Mancini, vada a cagare. A vedere le classifiche, ma adesso è dura. Al 90 perché ti hanno dominato. 1-1 Anderlecht, sto anche positivo. Però con 2 punti la stella rossa pesano come macigno. Raga, un saluto al comandante Veneziano. Ciao!